Rita Turati, quanto ha detto, ci spiegava il dottore, poi un po' i presupposti della legge, bene, sembrano essere stati realizzati in periodi diversi da quello attuale. Cioè si dice il presupposto, non so, la domiciliarità per esempio, presa in carico anche della famiglia, eccetera. Fino a 8 anni fa, pochi anni fa, prima della grande crisi, del grande disastro, si poteva anche pensare a questo, perché dove c'è una famiglia che comunque ha un lavoro, una certa disponibilità, eccetera, ben venga la presa in carico, ben venga la disponibilità. Adesso le famiglie si stanno scindendo, cioè nell'arco di pochissimi anni sta cambiando tutto. Abbiamo parlato anche con Veneto Lavoro e ci ha detto che la fisionomia delle persone e dei connotati familiari si stanno radicalmente spezzando. Perché? Perché le persone vanno all'estero, i giovani stanno scappando, Si fanno pochi figli. si fanno pochi figli, le case sono sempre più piccole, le famiglie si riducono, non c'è più questa facilità ad avere in carico un familiare come era prima, bisogna rendersi conto, non c'è il benessere di prima. Oppure si rischia, come è stato anche visto, poi i dati ce li ha anche, se non sbaglio, la Will che ha fatto delle indagini molto approfondite, ma anche voi della CGL, come l'FNP-CIS, di avere degli anziani presi in carico che stanno peggio che se fossero nelle strutture esterne. Perché? Perché una famiglia non è in grado di farlo. Quindi non è che stiamo lavorando ancora una volta sempre su presupposti normativi che sono stati superati dalla realtà Oh, guarda, contestuale. cioè io... Secondo me spiegano anche chi sta a casa che sì, non si sì, ho ritrova in capito il questo. senso. Guarda che io l'ho detto all'inizio, proprio alla prima domanda che mi hai fatto, io penso seriamente che la Regione Veneto si sia dotata di due strumenti che consentirebbero di riorganizzare il sistema in una situazione di difficoltà come quella che stiamo vivendo, che è data dalle cose che dicevi tu relativamente al legame familiare che si sta accorciando sempre di più e al fatto che le risorse si sono fortemente ridotte in questi anni. Perché da un lato la legge sulla non autosufficienza, dall'altro che presuppone appunto la legge sulla non autosufficienza, diciamo così, l'integrazione e la valutazione, l'integrazione fra i sistemi, ma dentro l'integrazione dei sistemi non c'è solo il sociale e il sanitario. Nel momento in cui io valuto il di bisogno, come si diceva prima, valuto anche la condizione familiare in cui vive la persona. Per cui il sistema è qualcosa di concreto, di più ampio, ok? Nel momento in cui io faccio un piano di intervento, valuto anche in quale famiglia è e che tipo di problematiche ha questa famiglia, se è in grado o non è in grado. Se la si applicasse bene, questo sarebbe il punto di partenza, no? Da cui far partire tutto Cioè non l'intervento. è che si vuole Ma scaricare tutto sul cittadino, assolutamente insomma, no. perché questa è la sensazione che E molti hanno poi da lì avuto. si parte e si dice, bene, ti faccio un piano assistenziale, non ti do un servizio, ti faccio un piano assistenziale e ti dico, ti prendo in carico e seguo l'evoluzione del tuo bisogno. Queste robe stanno scritte nella legge. Nel piano sociosanitario regionale, che è più recente, e anche a quello abbiamo contribuito con incontri che ci sono stati in questi anni, che è del 2012, c'è scritta un'altra cosa fondamentale che non sta succedendo, oppure si sta tentando, a cui faceva riferimento bene il dottore prima, e cioè quella di dire noi abbiamo un sistema costosissimo, impostato prevalentemente sugli ospedali, che costano l'ira di Dio, e con l'avvento della cronicità, col fatto che appunto aumentano gli anziani e che noi dobbiamo lavorare, lo dice la letteratura scientifica, non è che lo dice la Turati, Berti, dobbiamo lavorare per fare in modo di rallentare il bisogno di servizi, eccetera, perché attraverso la prevenzione, promuovendo stili di vita, eccetera, eccetera, si può davvero rallentare il momento in cui una persona diventa davvero non autosufficiente, invalida e bisognosa di interventi. Però bisogna che tu ci metta risorse, che tu aiuti, Perché il diciamo, anche cittadino le paga, cioè associazioni. di fatto il cittadino dice ma io i soldi li sborso, Io ormai li li sborso, sborso ma siamo alle solite. indirettamente, Noi direttamente col paghiamo le ticket. tasse, paghiamo i Questo è ticket, fatto. paghiamo la sanità che sta diventando sempre più costosa. Chi dovrebbe applicare le leggi che fa? E questo è il senso anche della piattaforma e del volantino che abbiamo promosso oggi. Siamo stufi di dire che ci sono delle belle leggi. Queste leggi devono essere applicate, ma non a sine die come sta succedendo con la non autosufficienza, che è del 2009, siamo nel 2014 e non è successo niente. Così come per il piano sociosanitario del 2012, e appure ancora adesso la spesa sanitaria di questa regione la si usa
prevalentemente sugli ospedali, perché non si è avuto il coraggio politico di affrontare i poteri forti a proposito, no? E andare ad una razionalizzazione delle strutture ospedaliere o dei doppioni come ci sono dei reparti Vero di è che urgenza e dove così però via. togli una struttura ospedaliera e il cittadino non ha già Ma il noi presupposto diciamo, ah sì, ma fondamentale, certo, ma tu lo lo vai a... programmi, dici adesso gradualmente io trasformo questo ospedale, faccio una casa della salute o metto lì una medicina integrata di base e da 12 ore, come sta succedendo a Vicenza in queste belle esperienze che si stanno facendo, che stanno riducendo, stanno facendo risparmiare l'intero sistema, no? E il risparmio può essere messo a disposizione per allargare l'accesso dei cittadini ai servizi invece di allontanarli come sta succedendo, perché non applicare le cose di cui si sta dotando la regione significa che tu allontani progressivamente le persone perché non hanno più i soldi per potersi permettere i servizi. Certo. Questo è il punto. E mi permetto, poi lascio la provocazione anche al medico, perché va benissimo che appunto nascano, e addirittura, se non ho capito male, l'esperienza a cui lui appartiene è antecedente alla grande al piano sociosanitario, per cui questo significa che alcune cose qui come altrove si possono fare addirittura a prescindere, se sono ben governate anche a livello territoriale e se ci sono le persone giuste al posto giusto. Ma mi permetto di dire che oltre a questa cosa, quindi le AFT potrebbero essere, scusa, le medicine di gruppo integrate potrebbero appunto riprodursi molto di più di quanto non stia succedendo adesso e farci risparmiare, ma la stessa cosa però, che così lancio l'assist anche all'assistente sociale, potrebbe avvenire per le case di riposo. Perché una delle cose che noi diciamo nella nostra piattaforma, nelle nostre rivendicazioni, è che questa regione, come veniva ricordato prima, non ha nemmeno applicato ancora una legge dello Stato vecchia del 2001 sulla riforma delle IPAP, delle case di riposo, che avrebbero dovuto trasformarsi in qualcosa di diverso. Noi qui diciamo, a fronte delle esperienze che già vediamo, perché abbandonate a loro stesse questo settore, senza un governo anche fatto a livello territoriale, anche dagli stessi sindaci, sta succedendo che ogni casa di riposo Va per conto suo. va per conto suo. Allora, noi diciamo, viste le esperienze importanti che ci sono nei territori, che si sono create dei centri di servizio per gli anziani, aperti al territorio, non più solo casa di riposo in cui, adesso mi Una spiace, concezione vai a svecchiata, morire, per diversa, essere sì, espliciti, ma una centri di assistenza, struttura che può dare chiavi in mano dalla presa in carico, per essere chiari, fino all'assistenza domiciliare in un rapporto strettissimo con i medici di medicina generale. Secondo noi, e questo lo scriviamo in modo chiaro, questo è possibile a prescindere, ed esperienze di questo genere mi piacerebbe sapere dall'assistente sociale, in effetti un'esperienza concreta, ci sono e sono fra quelle che stanno funzionando anche meglio, mi risulta. È vero, nel senso che ecco, in questo panorama devo dire che noi assistenti sociali che rileviamo una serie di necessità e facciamo anche delle risorse scarse uno spunto e uno stimolo per cercare di unire le forze, no? Quindi l'esperienza in tutto il Veneto di moltissimi colleghi è quella di comunque di lavorare in coordinamenti, quindi per esempio nel nostro territorio tutte le centri di servizio in realtà si parlano tra di loro e pensano notizia. US13, Milano. Quindi di? Milano. Milano. Quindi, ma anche solo per il fatto che collaboriamo per la programmazione dei piani di zona. E se si riducessero le USL? Gliela butto là perché? Aspetta, no, ecco, volevo concludere. I centri di servizio in realtà si interrogano costantemente su questo, perché dobbiamo pensare che certamente i centri di servizio nascono per la residenzialità, però hanno al loro interno tantissime risorse
dalle risorse del personale, ma anche pensiamo alle palestre di riabilitazione, no? Quindi anche in questo scenario, se vogliamo, dove comunque le risorse scarse stimolano a pensare anche a nuovi progetti, anche i centri di servizio si stanno muovendo e quindi la realtà è quella effettivamente di creare iniziative dove sono le famiglie che hanno l'anziano a casa ad entrare in struttura per fare percorsi di sostegno, per esempio per i caregiver che hanno malati di Alzheimer. Quindi fare si potrebbe, insomma, fare si potrebbe, quindi naturalmente. Ma è lasciata la buona volontà, questo che voglio capire, è lasciata la buona volontà dell'USL di Milano, della situazione di Vicenza, o è qualcosa di strutturato che magari altri possono aspettarsi che parta, che coinvolga? Cioè questo che... La possibilità ci sono, quindi si tratta di effettivamente di fare un pensiero anche collettivo e congiunto, ecco, perché proprio poi ha senso se si fanno delle cose coordinate, no? Quindi... Berti doveva dire qualcosa a questo riguardo? Sì, e su questa questione l'assistenza agli anziani non autosufficienti, ma anche ai disabili giovani, credo una riflessione va fatta. Prima la collega Turati faceva riferimento alla prevenzione. La cosa che uno si chiede di questi tempi è: ma possibile che una classe politica come la nostra non si renda conto che la società che avremo fra 20 anni non è quella di adesso? Possibile che non pensino a qualcosa per, come dire, mettere in piedi degli strumenti che consentano alla società che avremo fra 20 anni di essere una società, come dire, accettabile? E questo è uno degli aspetti sui quali bisognerà che questi nostri politici comincino a lavorare. Perché se vivono alla giornata pensando al giorno dopo se li votano o non li votano, non andiamo da nessuna parte. Ma perché sono cose che secondo me non li riguardano, alla fine egoisticamente. Allora, rispetto a questo, loro. è chiaro che il discorso che riguarda la prevenzione della non autosufficienza è importantissimo. Quando parliamo di prevenzione, sono importantissimi gli stili di vita, ma è importante per esempio la socializzazione, è importante che gli anziani non restino soli, è importante che le famiglie siano supportate non solo come dire, dalla domiciliarità e dall'assistenza domiciliare, ma che per esempio si cominci a ragionare attorno a che cosa? Attorno alla possibilità di tenere l'anziano non autosufficiente in contatto affettivo con la propria famiglia, contemporaneamente poterlo come dire, portare durante la giornata, visto che ormai in famiglia si lavora in due, compagnia bella, nei centri diurni. Quindi la necessità è che ci sia lo sviluppo dei centri diurni, che consente alla famiglia di portare l'anziano alla mattina e andarselo a prendere alla sera. Certo. E questo sicuramente andrebbe, tra l'altro, molto meno costosi delle case di riposo. E quindi consentirebbe, questo è uno degli aspetti sui quali poco si ragiona. L'altra questione, torno un po' indietro, sulla questione dell'integrazione sociosanitaria. Qui bisogna che facciamo un ragionamento, perché io non riesco a capire se a livello di chi deve decidere c'è questa consapevolezza che l'integrazione sociosanitaria, che è storicamente il vanto della Regione Veneto, può andare avanti così. Faccio un esempio di questi giorni. Noi avevamo chiesto, con lettera scritta assieme alle nostre confederazioni, al Presidente Zaia di non sostituire l'assessore Sernagiotto, ma di fare un unico assessorato. Perché? Perché se storica questa cosa qua, proprio è vecchia. Sì, è vecchia, però l'avevamo chiesta adesso nel momento in cui Sernagiotto se n'è andato. C'era il passaggio di... Questo significava una cosa però, che partivamo da una integrazione istituzionale e quindi con una visione complessiva delle questioni, per poi scendere, come diceva prima
l'assistente sociale e scendere alla integrazione professionale, Ma credo che alle poi ci chip. sia una stretta connessione tra le due questioni, cioè perché se parliamo di socio-assistenziale, parliamo di case di riposo, ormai sono degli, non dico ospedali, però diciamo che chi ci va non ci va per sport. Sì, ma insomma, la non per stare autosufficienza, la caratteristica della non è autosufficienza una malattia. è l'integrazione sociosanitaria. Voglio dire, l'anziano non autosufficiente non lo puoi affrontare solo dal punto di vista della crisi cardiaca o che so, della frattura di femore. Lo devi affrontare complessivamente, nel senso che è una persona, ecco, mettiamola così. No, ma infatti. Ma e la risposta è perché esatto non è successo? Che cosa? Perché intanto sono due assessorati diversi, diciamo così per non dire altro. Ma il nostro insistere sul fatto che ci vuole un unico assessorato, perché dei 700 milioni che ho prima citato, 475 sono sanitari, perché è la quota che la Regione versa alle case di riposo cosiddette o RSA, che è quota sanitaria, per cui resta ben poco di sociale come spendibile dal punto di vista dell'assessorato, perché sono quasi tutte quante risorse sanitarie. Chiaro. Questo è il primo ragionamento intorno all'unificazione delle due cose. Ma rispetto alle cose che citava Berti, ma anche la signora quando parlava di servizi integrati e via dicendo, parte sempre da questo ragionamento. Abbiamo alcuni fenomeni che vale la pena di riassumere. Primo, le famiglie si stanno impoverendo, i singoli si stanno impoverendo. Il maggior numero di persone sole sono persone anziane, cioè che sono monofamiliari, cioè c'è una sola persona che vive all'interno della propria abitazione. Dall'altra parte, se noi pensiamo che da una parte risolviamo il problema così facendo, da una parte sono 25.000 le impegnative e devono rimanere ferme queste 25.000. Il rimanente sono 70 milioni che vanno come dire, a sostegno più o meno, perché c'è qualcuno che porta a casa 3 volte piuttosto che una, no, e non si ha come invece non si fa un progetto proprio di articolazione delle offerte. C'è la casa di riposo, i centri diurni che sarebbero un elemento che stanno in mezzo, c'è il problema di quelle famiglie che sono in grado di mantenere il non autosufficiente all'interno della famiglia. Ma tutto quanto questo ha a che fare non solo con quei redditi, ma anche con la composizione sociale, perché magari si è poveri, contemporaneamente soli e contemporaneamente... Ma siccome che siamo persone invisibili, allora non è un problema sociale, cioè nel senso che chi non è visibile, quello che non occupa la scena mediatica, colui che non partecipa ogni giorno ai talk show televisivi, come dire, difficilmente fa notizia. Lei prima faceva una domanda alle Turati, ma cosa fate? Cioè, è importante le manifestazioni che noi facciamo, sono importanti le azioni che noi mettiamo in campo, ma ancora più importante è il consenso intorno a queste questioni. Siccome che noi pensiamo che queste partite abbiano questo fenomeno, siccome che è un problema serio, vero, sentito dalle persone, automaticamente ci si dovrebbe preoccupare di risolvere il problema perché esiste il problema. In realtà il problema si risolve quando noi sosteniamo coloro che vogliono risolvere quel problema lì. Zaia sa benissimo qual è il suo consenso e sa benissimo qual è il consenso che hanno le organizzazioni sindacali. Per questo forse qualche volta Zaia si permette, magari di non interrogarci, magari come far di ignorarci, adesso non... perché sa esattamente che intanto il suo elettorato è quello. Tanto per tornare all'ultima battuta, ma sulle questioni delle centri diurni, la Regione Veneto aveva deciso che i centri diurni andavano tolti di mezzo, sia come per i giovani e soprattutto non si pensava minimamente di pensare come ai centri diurni per gli anziani. Chiaro, no, quello che dicevo prima, dopo andiamo subito in pubblicità, lo stesso si pensava a livello nazionale, adesso che c'è per Renzi, questo ha chiuso le porte di nuovo al sindacato, quando in realtà diciamo che i voti non è che gli venissero da chissà che chi. Anche qua, se lo permette sempre queste cose, la popolazione lo deve sapere, la gente lo deve sapere. Siccome che, come lei ha detto, si ragiona a breve,
perché nel lungo saremo tutti quanti morti, allora si ragiona in questo modo. Con l'indagine demoscopica, ovvero sì. col sondaggio giornaliero. Che poi ho Se visto- se il sondaggio mi dice che, come dire, vinco, Certo, chi se ne perché frega. mi dovrei preoccupare di coloro che non mi danno il voto? Se oggi vinco? Allora, questa è la questione Se no vera. prometto qualcosa, dai, si può sempre Sì, risolvere nel il senso problema che- così. no, bisogna Ci dobbiamo smetterla con questa conquistare cosa, consensi. che sì, questa cosa del pratico. giornaliero, di questa cosa alla breve, bisogna smetterla di pensare ai miracoli, bisogna lavorare sodo e risolvere i problemi come che sono faticosi e lunghi da dover risolvere. Questo è il problema vero. Non c'è nessuna ricetta miracolosa, c'è solo la volontà e la volontà di lavorare sodo per arrivare al risultato. Benissimo, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con voi tra poco.